L'amministrazione ringrazia i Vigili del Fuoco, le forze dell'ordine, i carabinieri per il prontissimo intervento. Questa mattina sono stato svegliato da una loro telefonata, mi sono subito precipitato sul posto e da subito ho visto che l'immobile era stato messo in sicurezza. Sul posto, per sincerarsi dei danni materiali e per dare un conforto ai titolari del cantiere navale, il primo cittadino di Cervignano, Andrea Balducci, accompagnato dall'assessore all'urbanistica Carlotta Frankovic. Il sindaco esprime al nostro microfono tutta la vicinanza e solidarietà della cittadinanza. I danni sono ingenti, ma lo spirito friulano, che contraddistingue le genti di queste terre, porta subito a rialzarsi per far ripartire quanto prima l'azienda. Il cantiere rientra nella zona industriale del Fornasir, una volta borgo agricolo rurale, oggi industria del mare, con i cantieri lungo la riva sinistra del fiume Ausa, meta di tantissimi appassionati nautici che ogni anno lasciano le loro imbarcazioni a svernare per il rimessaggio, in vista della ripartenza nella bella stagione verso la vicina laguna di Grado e Marano, solcando l'Alto Adriatico, che dà lavoro a tantissime maestranze della cosiddetta area agro-aquileiense. Cervignano nasce come porto fluviale nella storia, poi sappiamo che la modalità dei trasporti e delle comunicazioni sono modificate, però resta appunto questa intensa attività diportistica che è utilizzata soprattutto dai residenti, ma anche con nuovi servizi legati all'attività di rimessaggio, danno un servizio all'intero territorio della Bassa Friulana. E non solo, ci sono anche molti diportisti che provengono dalla vicina Austria.